Bentrovati, ci siamo puntuali come ogni settimana per parlare insieme a voi, insieme all'avvocato Pierpaolo Rodighiero che vedo già in collegamento. Ben trovato, avvocato. Bentrovati a voi, bentrovati. Beh, oggi abbiamo un po' di cose, no, di cui discutere, insomma ci sono questi 600 euro, il decreto Cura Italia del governo, gli aiuti che sono stati promessi e che devono arrivare alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori che in questo periodo di emergenza sanitaria si trovano anche in difficoltà economica. Non dimentichiamo che c'è tanta gente che purtroppo non ha neanche i soldi per fare la spesa. Sono arrivati i fondi proprio per questi buoni spesa che vengono distribuiti alle persone che si trovano in difficoltà in tutti i comuni. Ci sono questi 600 euro, ieri abbiamo assistito a quanto è accaduto, no? Per quanto riguarda il sito dell'INPS, c'erano le circolari che riguardavano appunto, che riguardano le misure contenute nel decreto Cura Italia, ma il sito dell'INPS, avvocato, è andato in tilt. Insomma, si è parlato di hacker in azione. Certo è che molti cittadini si sono trovati in grosse difficoltà. Sì, si sono trovati in grosse difficoltà, forse e probabilmente l'afflusso di domande era prevedibile, molto probabilmente il server dell'INPS non era preparato ad accogliere questa platea di utenti che si stima siano circa 5 milioni. Da premettere che da oggi i cittadini, le partite IVA, gli aventi diritto possono accedere dalle 16 in poi. Fino alle 16 l'accesso è per quanto riguarda gli intermediari, CAF e patronati, per cui i cittadini, le persone che accedono autonomamente per effettuare la domanda possono accedere dalle 16 in poi. Queste sono le direttive dell'INPS. Ricordiamo che coloro che vogliono accedere a, a questo bonus di 600 euro che è riferito a marzo 2020 e molto probabilmente poi verrà ovviamente riproposto anche per il mese di aprile, visto l'ultimo decreto di chiusura fino al 18 aprile del Presidente del Consiglio Conte. Bisogna però essere muniti del cosiddetto PIN, non si può accedere soltanto telematicamente. Ricordiamo a tutti i telespettatori che questa domanda possono essere depositate solo in modalità telematica, però l'accesso vuole necessariamente che tutti dobbiamo essere dotati del PIN. Il PIN praticamente si richiede direttamente all'INPS, è molto intellegibile il sito dell'INPS e lì viene comunicato a mezzo email. Voglio ricordare che coloro che richiedono il PIN ci possono volere anche 12 ore, per cui chi non è già in possesso di questo codice, naturalmente se non arriva subito la risposta da parte dell'INPS ci vogliono circa 12 ore, i tempi medi sono questi per essere dotati di questa chiave numerica che ci consentirà poi di accedere ed effettuare la domanda. Molto semplicemente di ciò non si deve preoccupare colui che aveva già il cassetto previdenziale. Come ricordiamo, il cassetto previdenziale è un'opportunità che viene data ai cittadini sia per conoscere online sempre la propria situazione previdenziale, quindi tramite il cassetto previdenziale, che è la stessa fattispecie del cassetto tributario, cioè noi possiamo sapere tutta la nostra storia e i nostri rapporti con l'Agenzia delle Entrate, aprendo anche lì il cassetto fiscale, sia per l'uno che per l'altro
dobbiamo essere dotati del cosiddetto PIN, questa chiave numerica che ci consente di accedere, per cui non pensiamo di poter accedere e effettuare la domanda semplicemente collegandoci al sito dell'INPS. Allora, avvocato, già abbiamo alcune domande, no, che ci sono arrivate anche tramite mail per capirne un po' di più per quanto riguarda Cioè, questo bonus da 600 euro. Allora, la prima domanda che ci è arrivata, può usufruire anche chi è alla partita IVA forfettaria e dipendente ma che non raggiunge però i 35.000 euro annui? è proprio questo, c'è una grossa demarcazione. La questione reddituale è stata chiarita per quanto riguarda tutti i titolari di partita IVA che sono però iscritti presso casse previdenziali private. Per questi è stato chiarito i limiti di reddito, per cui c'è una prima diciamo, forchetta che va fino a 35.000 euro e un'altra oltre i 50.000. Per quanto riguarda tutti coloro che, benché titolari di partita IVA, sono iscritti però a gestione separata, quindi non a casse previdenziali private, ma con gestione separata, il limite di reddito non è, non, allora, il limite di reddito non è quello che si è dichiarato perché per tutte le partite IVA lì viene dato il bonus di 600 euro perché c'è stata una diminuzione, quindi un pregiudizio per quanto riguarda gli introiti che si è avuto è superiore al 30% e quindi su questo presupposto vengono concessi. Quindi questa è la demarcazione, non tanto il fatto che si è titolari e sia un reddito di 35.000 euro o meno, perché la questione reddituale ai fini di questo bonus non c'entra, perché praticamente l'importante è avere questo pregiudizio, naturalmente pregiudizio dovuto all'emergenza sanitaria, quindi il blocco o perlomeno una forte perdita degli introiti da lavoro da partita IVA. Quindi più questo, quindi consiglio a tutti quanti comunque anche coloro che si trovano in questa situazione, cioè che sono iscritti alla gestione separata e sono partite IVA, di effettuare comunque la domanda. Teniamo presente che domani, che è venerdì, dovrebbe massimo lunedì uscire il decreto, naturalmente sempre del Presidente del Consiglio dei Ministri, che darà sarà chiarificatore e globale di tutti questi soldi, di tutto questo indebitamento dello Stato per alleviare i pregiudizi economici dovuti all'emergenza sanitaria. Per cui qui quello di cui stiamo parlando oggi è il secondo decreto per aiuti economici. Quello globale, che praticamente raccoglierà tutte, sarà quello per cui ci accompagnerà, speriamo a breve, fino alla fine di questa emergenza, sarà quello che verrà licenziato, immagino fine settimana, massimo inizio della prossima. Allora, vedremo. Intanto salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto, buonasera, sono Luigi da Cosenza, un saluto a lei e all'avvocato. Volevo fare una Benvenuto. domanda, grazie, volevo fare una domanda un attimo precisa, perché sul sito dell'INPS sono elencate 5 o 6 categorie di probabili percettori del bonus. Sì. In un altro sito, a quanto attendibile, ho trovato che anche chi è percettore dell'assegno NASPI, il percettore di assegno NASPI in quanto disoccupato potrebbe avere diritto al bonus Salva Italia, insomma, non so come si chiama. È attendibile questa notizia? Avvocato, è attendibile? Ve Anche... lo confermo, ve lo confermo, i percettori di NASPI possono ottenere il bonus, non è incompatibile, non fa cumulo, non fa reddito, per cui i percettori di NASPI possono ricevere il bonus di 600 euro.
L'unica incompatibilità è soltanto con i percettori di reddito di cittadinanza, per cui l'unica esclusione sono i percettori di reddito di cittadinanza. Quindi chi usufruisce della NASPI può fare la Può domanda. farlo, sì, ve lo confermo. Non so se è ancora in Perfetto. linea. Sì, la ringrazio, è stato lucidissimo, gentilissimo e rapido. Così chiudo la telefonata per dare spazio ad altre persone. Grazie tante. Allora, abbiamo già un po' di telefonate in coda, ma intanto c'è anche un'altra richiesta sempre arrivata tramite mail, sempre relativa a questi bonus di 600 euro, se è vero che c'è un limite per i depositi bancari per usufruire di questi 600 euro. Me lo dice tra poco perché abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, salve, lui dell'avvocato. Sì, Salve, da dove ci chiama? Da Rende. Da Rende, benvenuto, prego. Sì, io sono riuscito ad entrare sul sito dell'Inps alle ore 6, 6 e mezza, sono uno dei pochi. Bravo. L'unica cosa che volevo sapere, io siccome ero iscritto come commerciante, avevo già la mia posizione Inps, poi con la crisi che c'è stata io ho mantenuto l'iscrizione come commerciante, però in questo momento sto lavorando come brocacciatore d'affari. Io ho fatto la cosa come brocacciatore d'affari perché la mia azienda adesso mi sta pagando anche come Nasarco, quindi io ho fatto questa domanda, però la cosa strana, avvocato, è che non mi ha chiesto neanche la parità IVA, solo il codice fiscale e nient'altro. Come mai come fanno poi loro a spiegare le pratiche soltanto con il codice fiscale? Questa è la mia cosa che non riuscivo a capire. E poi un'altra cosa, se una persona ha dei redditi con l'Inps, percepisce pure i 100 euro oppure no? Se qualcuno ha, scusate? Può ripetere gentilmente l'altra? Se un contribuente ha qualche pendenza con l'Inps, riceve anche le 600 euro? Quindi se c'è qualche pendenza con l'Inps, quindi sì, se... Okay. Te lo confermo, sì. Quindi anche la seconda è sì. Ti confermo, sì, accede a questa prestazione, accede senz'altro. E questo per quale motivo? La bonus dei 600 euro ha natura compensativa, non è né retributiva né è una misura assistenziale, è compensativa di perdite, per cui non c'entra assolutamente né con il reddito, perché noi sappiamo benissimo che il reddito, tranne che uno è un lavoratore dipendente, il reddito per quanto riguarda gli autonomi o anche i commercianti è sempre un qualcosa che si va a valutare a consuntivo, per cui il reddito, se avessero dovuto in questa misura emergenziale licenziarla sul presupposto della verifica del reddito, si capisce bene che il reddito è un qualcosa che non è online, che si può vedere online uno settimana per settimana o mese per mese qual è il proprio reddito, perché ci sono delle variabili che si può vedere solamente a consuntivo. Per quanto riguarda invece la modalità che si accede solamente col codice fiscale, tutti i telespettatori devono sapere che qualunque misura, anche questa che viene raccolta da parte dell'Inps, sappiamo che l'Inps con il solo codice fiscale è collegata online con l'anagrafe tributaria, per cui non ci dobbiamo stupire, ma l'Inps non regala soldi a chi non ne avrebbe diritto, per cui col solo codice fiscale naturalmente non è possibile nascondere redditi che quindi escluderebbe, redditi correnti sto parlando, che escluderebbero da questo bonus, per cui poi i controlli ci sono comunque, ecco per quale motivo. Si è cercato in questo momento di praticamente sburocratizzare la procedura. Voglio ricordare che prima
alla prima stesura volevano il certificato ISE, poi è stato tolto anche il certificato ISE, volevano che praticamente si attestasse la non presenza di debiti praticamente con l'ente assistenziale o con le casse private, anche questo è stato burocratizzato. Questo è praticamente un bonus, come ho detto prima, compensativo sulla dichiarazione che praticamente c'è, sul presupposto anzi che c'è un decremento sensibile quindi di introiti, praticamente si è dato corso indistintamente a tutti quanti per questa, diciamo, indennità di 600 euro. Quindi basta il codice fiscale. Sì. Sì, esattamente quello che viene chiesto con quelle caselle è esattamente tutto ciò che occorre per usufruire del bonus. Abbiamo un'altra, avvocato, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, salve, buon pomeriggio. Salve, da dove ci chiama? Cosenza. Benvenuto, prego. Grazie per l'opportunità. Senta, io volevo una informazione, anzi un chiarimento. Io sono riuscito stanotte alle 2 a fare l'operazione. Sì. Che sembrerebbe andata a buon fine perché mi hanno rilasciato una ricevuta. Però io ho fatto il percorso, a un certo punto, non so perché, non mi ha permesso di registrarmi come impresa, ma sono stato dirottato su una finestra che mi ha invece fatto scegliere l'opzione di iscrizione alla gestione separata, perché io sono sia iscritto come impresa che come libero professionista e non vorrei che questo avesse pregiudicato qualche cosa. Allora, avvocato, questo percorso potrebbe essere... Allora, sì. Allora, il sito dell'INPS dove si va a andare spero che non prevede tutte le varie dinamiche che ci sono nel mondo lavorativo autonomo. Voglio ricordare che questa misura è stata strutturata sulla persona partita IVA, quindi non tanto sull'azienda partita IVA per cui può autonoma, quindi che può percepire questo bonus, per cui ho visto pure io che diciamo è semplice, però è talmente semplice che praticamente sembrerebbe che va a escludere alcune fattispecie. Vi hanno dirottato come gestione separata, voi fatela come gestione separata. L'importante è che c'è l'anagrafe, perché poi con l'anagrafe che avete messo voi, praticamente sanno esattamente di che cosa si tratta, cioè sul vostro codice fiscale o la partita IVA, ma codice fiscale che vi viene chiesto, praticamente sanno esattamente dove siete iscritto, per cui non vi preoccupate di questo, anche perché una volta che vi hanno dato l'ok, avete la ricevuta che la domanda è stata accettata, praticamente in tempi veramente molto brevi, se ci sono delle irregolarità o delle richieste di integrazione, vi viene naturalmente comunicato subito, perché su questo sono attenti, anche perché quando vanno a valutare, le valutano veramente molto velocemente, molto velocemente. Quindi in questo caso si cerca di superare, no, quegli ostacoli che generalmente mette la burocrazia in questi casi, però siamo in una situazione di emergenza. Di emergenza, per cui non ci devono essere problemi, l'importante è aver avuto la ricevuta e in brevissimo tempo, se c'è bisogno di integrare, vi viene comunicato, proprio in tempi veramente brevissimi. Perfetto, non so se è ancora in linea il nostro telespettatore. E già lo salutiamo. Comunque, allora, avvocato, vogliamo rispondere a queste mail
in cui ci chiedevano se c'è un limite per i depositi bancari per usufruire poi di questi 600 euro. No, non è, la filosofia non è, allora, la filosofia che sottace ed è sottintesa a questa elargizione, a questa indennità che si spalma su tutti gli autonomi praticamente che lavorano in Italia, non è il deposito che uno ha, è, ripeto, compensativo della perdita economica che si è avuta da quando c'è l'emergenza sanitaria. Quindi non va, infatti, come avevo detto prima, non viene richiesto ISE, non viene richiesta dichiarazione dei redditi, non vengono chieste, queste indicazioni o queste ulteriori documentazioni, proprio perché adesso è emergenziale, per cui indipendentemente dai depositi o meno, qua per il fatto che si è avuta una perdita, quindi viene data questa indennità, per cui non bisogna andare a vedere altri requisiti. Perfetto, salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Senta, io la sto chiamando da Polistena. Benvenuto, prego. Salve, buonasera. Senta, niente, volevo fare una domanda all'avvocato. Sì. Mi riferisco al decreto che c'è Cura Italia per quanto concerne le banche. Sì. Io sono una piccola impresa artigiana, per cui diciamo, sono andato dalla mia banca, chiedendo diciamo, il discorso che si fa per quanto concerne questo decreto, nel senso che la garanzia dello Stato è al 100% o all'80%, non so adesso esattamente quant'è, e chiedendo diciamo, di avere un piccolo prestito perché ci sono le scadenze, c'è tutto. In Calabria purtroppo siamo messi così in queste circostanze. E niente, e la banca dobbiamo attendere, ma attendere quanto? Intanto dalle notizie che si hanno per quanto concerne tutti i social e tutto il resto, sì, tutto a posto, non ci sono problemi, adesso il nuovo decreto, adesso questo, adesso quello, però intanto qua le banche sono ferme. Io sono un cliente UBI. Quindi lei ha chiesto un piccolo prestito in banca per fronteggiare insomma, questo periodo di stop. Tra l'altro ci tengo a precisare che io ho attualmente anche un conto affidato, per cui tutte le garanzie sono oro colato per quanto concerne il mio comportamento in banca, e la situazione è questa. Sono chiacchiere, cosa c'è di vero? Allora, avvocato, questi prestiti che insomma non sono così... Non sono prestiti. Sì? Diceva? Chiedo scusa? Le dicevo che non sono dei prestiti perché è una tantum per quanto poter andare avanti fino a che non si sblocca questa situazione. Un incentivo vostro, una richiesta di finanziamento. Perfetto. Allora, avvocato. Allora, la situazione ad oggi, perché mentre c'è chiarezza per quanto riguarda il rapporto fra chi ha contratto mutuo acquisto prima casa e istituti bancari, è chiarissimo, è netto, poi lo spiegheremo. Mentre invece è vero, e speriamo che il decreto globale che dovrebbe essere licenziato nei prossimi giorni, se non entro questa fine settimana, andrà a chiarire le modalità operative per quanto riguarda gli intermediari, perché quello che il telespettatore richiede, come tanti altri che hanno attività economiche, è praticamente incentivo finanziamento. Che cosa dice la norma ad oggi? La norma ad oggi è generale, e quando una norma è generale non va a trattare nel particolare le fattispecie, giustamente pone in confusione anche gli intermediari, cioè gli istituti bancari. Mi spiego meglio. Ad oggi il decreto che cosa dice? Che per tutte le attività commerciali
con un fatturato, qui c'entra il fatturato, fino a 2 milioni di euro, le linee di credito sono sospese, quindi non possono essere soggette a revoca fino al 20 settembre 2020 e le linee di credito con garanzia dello Stato, che già dicono, c'è un decreto che c'è già copertura, si può chiedere, secondo della fattispecie, diciamo quella imprenditoriale, da 300.000 a 500.000 euro, e lì c'è la garanzia diretta dello Stato. Avvocato, io la fermo perché devo dare la linea alla regia, ma riprenderemo da questo punto, così spiegheremo meglio dopo la pubblicità. Rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora riprendiamo dalla risposta appunto dell'avvocato Rodiero al nostro telespettatore che chiamava da Polissen e che riguarda la linea di credito. Intanto vi dico subito che oggi avremo mezz'ora in più, quindi abbiamo più spazio per ascoltare le vostre domande, quindi chiaramente saremo con voi fino alle 16:30. Allora, avvocato, riprendiamo dalla questione del credito. Sì, stavo dicendo, quindi per quanto riguarda alle aziende vi è questo problema, mentre il decreto legge dice esattamente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, naturalmente perché stiamo camminando con questa forma di legislazione speciale, dice praticamente che vi è copertura finanziaria da parte del governo per agevolare il finanziamento alle aziende. Il limite per quanto riguarda le aziende è che fino a 2 milioni di euro, come ho detto prima, si ha con garanzia dello Stato, quindi è lo Stato che garantisce, linee di credito che intanto non possono essere revocate, interrotte, sospese per nessun motivo, e quindi vi è questa forma di finanziamento da 300.000 euro a 500.000 euro, a secondo di che cosa bisogna andare a finanziare, e questo si abbisogna ci vuole praticamente sapere naturalmente dal bilancio di che tipo di azienda stiamo parlando, ma diciamo, mentre in questo tipo di finanziamenti la banca poi ha poco da andare ad interagire, perché c'è la copertura fino all'80% che è statale, però poi naturalmente sappiamo benissimo che con le proprie credenziali, il proprio bilancio, abbiamo modo di dimostrare come rientrare da questo finanziamento per la restante parte, che è questo 20%. Voglio ricordare che sono già dalla settimana scorsa, da lunedì scorso, sono partite sulle piattaforme anche la richiesta di incentivi per le aziende. Queste richieste di incentivi per le aziende si può fare o dall'imprenditore, quindi l'impresa la può fare autonomamente tramite i siti di Italia, o tramite gli intermediari, che sono i confidi sparsi su tutto il territorio nazionale. Vi sono diverse tipologie. Abbiamo un'altra telefonata, avvocato. Pronto? Sì, buonasera, chiamo da Cosenza, mi chiamo Antonio. Benvenuto, benvenuto. Grazie, volevo chiedere all'avvocato, sì. Io sono un dipendente, mi trovo in NASPI, la mia NASPI scade il 9 di aprile, posso fare richiesta del bonus di 600 euro? Ed è una prima domanda. Poi ne ho un'altra. Ho fatto alla banca la domanda di sospensione del mutuo e la banca mi ha telefonato dicendo che non mi spetta perché sono in NASPI. Ecco, volevo sapere un chiarimento su queste due domande, grazie. Allora, NASPI che scade il 9 aprile può fare questa richiesta del bonus?
Sì, lo ripetiamo, il bonus dei 600 euro è incompatibile solo con il reddito di cittadinanza, quindi è compatibile con la NASPI. Quindi questo è. Secondariamente, a voi scade il 9 aprile la NASPI, quindi Sì. dopo il 9 aprile non avrete nemmeno questo ammortizzatore sociale. Questo è uno dei presupposti per andare a chiedere presso l'istituto bancario dove avete acceso il mutuo la moratoria fino a 18 mesi del pagamento del mutuo. Per cui proprio sul presupposto qui è certo che praticamente avete avuto, non avete più reddito. Voglio Ho ricordare capito. che Ho capito. dal 9 aprile in poi voi avrete cessati gli ammortizzatori sociali e Sì. addirittura voi entrate nella normativa precedente alla emergenza sanitaria Covid-19, perché ricordiamocelo. Avvocato, abbiamo perso la connessione con l'avvocato. Allora, può capitare chiaramente in diretta, comunque ha risposto Sì, ho risposto, sì, alla grazie, domanda grazie. del nostro telespettatore, quindi poi ci ricolleghiamo subito con l'avvocato Rodiguero, facciamo finire appunto la risposta. Intanto io la saluto e ricordo, nell'attesa di riavere l'avvocato Rodiguero, che la Calabria ha varato anche il piano della rinascita, 150 milioni di euro con cui la Regione punta proprio sulla ripresa economica. Il fondo sarà gestito da Fincalabra in collaborazione con Unioncamere, prevede la concessione di finanziamenti rimborsabili a tasso zero attraverso la presentazione di una domanda in modalità semplificata e con il calcolo del sostegno finanziario sulla base del reddito operativo e del fatturato degli ultimi 2 esercizi. Una parte del fondo servirà a dare ulteriore sostegno alle piccole partite IVA, come ad esempio i commercianti ambulanti, i bar e le attività artigianali, con una sovvenzione una tantum a ristoro delle perdite subite proprio in questo periodo di emergenza sanitaria. È stato previsto inoltre di garantire l'accesso alla liquidità anche da parte dei professionisti attraverso l'adeguamento del fondo per il microcredito dotato di 20 milioni di euro. A breve dunque partirà l'informativa che coinvolgerà tutte le organizzazioni datoriali dell'impresa, del commercio, dell'artigianato e degli ordini professionali. Quindi sul piatto ci sono questi ulteriori fondi proprio per sostenere l'economia del territorio così duramente provata appunto da questa emergenza sanitaria. Tra l'altro nella nota diffusa dalla Regione insomma, è stata varata questa misura anche per evitare che imprenditori in difficoltà possano finire poi nella morsa dell'usura per poi vedere l''ndrangheta purtroppo impossessarsi della propria attività e dei sacrifici di una vita. Quindi un fondo che è nato proprio per affrontare questa emergenza, ma assicurano dalla Regione ci accompagnerà anche per i prossimi 5 anni. Quindi una buona notizia, quindi aspettiamo anche l'informativa che riguarda questa misura varata dalla Regione. Intanto rivedo il nostro avvocato. Ecco, voleva... Chiedo scusa, ma molto probabilmente ci sono le linee che sono molto intasate, Certo. anche le linee internet. Allora, concludiamo la risposta al nostro telespettatore di prima perché abbiamo già un'altra telefonata, avvocato. Allora, sul fatto della NASPI diceva che rientra... Stavo dicendo che la NASPI è compatibile con il bonus e il telespettatore addirittura, siccome il 9 aprile cessa anche questo ammortizzatore sociale, lui rientra addirittura nella vecchia normativa, perché la vecchia normativa della moratoria dei mutui acquisto prima casa
prevedeva proprio la messa in cassa integrazione o in NASPI o la riduzione dello stipendio o addirittura la fine degli ammortizzatori sociali, uno dei presupposti che abilitavano alla moratoria. Quindi il telespettatore dal 9 aprile in poi può accedere o con la vecchia normativa o con la normativa emergenziale che stiamo vivendo per l'emergenza sanitaria, per cui non c'è un problema ostativo, per cui adesso faccia la domanda per quanto riguarda il bonus di 600 euro, dopo il 9 aprile, che quindi c'è la cessazione anche della NASPI, faccia la domanda di moratoria anche sulla base di questo. Perfetto, non so se abbiamo già l'altra telefonata, pronto? Sì, posso fare la domanda? Eccoci, da dove ci chiama? Allora, da Corigliano Calabro, Corigliano Rossano. Benvenuto, prego. Grazie. Allora, io mi chiamo Giovanni Cosenza e sono possessore di una partita come azienda agricola. Sì. Il patronato dove io sono cliente mi ha comunicato che non posso accedere al bonus di 600 euro perché non sono iscritto come app all'istituto INPS di Rossano. Non lo so, io il virus lo sto vivendo anche io, questo voglio dire. Certo, lei quindi ha una partita IVA, giusto? Sì, come azienda agricola. Come... Ok, quindi le hanno detto che non può accedere perché non ha? Non c'ho l'iscrizione IAP all'istituto di INPS. Allora, avvocato. Istituto di Provvidenza Sociale. Non so se... come agricoltore specializzato. Non ho capito. Voi non avete l'iscrizione all'INPS, scusate, come? Cioè, sono possessore di partita IVA come azienda agricola, però non c'ho l'iscrizione IAP all'INPS, presso l'INPS. Gli app, quindi... Allora, sì. perfetto. Allora, io vi dico per quanto riguarda il settore agricolo e l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui stiamo parlando ora, che prevede il bonus di 600 euro solo per gli operai agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo dipendente. Quindi questo è. Voi, quale impresa agricola, dovete accedere ai fondi che sono destinati per le imprese agricole, che sono quei fondi incentivanti di cui vi parlavo prima, per cui io vi consiglio, già lo stanno operando la richiesta di questi incentivi tramite gli intermediari di categoria. Sono molto attivi in questo campo da lunedì scorso i vari confidi che sono presenti nel territorio e io vi consiglio di aspettare 2 o 3 giorni perché esce, come sto dicendo, il decreto, diciamo, totale, globale, in cui si vanno a specificare esattamente categoria per categoria come accedere ai finanziamenti. Voi quindi, quale titolare... Abbiamo ancora un po' di problemi sulla linea, chiedo scusa, quindi diceva l'avvocato di aspettare perché dovrebbe esserci questo nuovo decreto che insomma, viene incontro insomma, alle esigenze di persone che hanno partita IVA che si trovano appunto nella sua situazione. Chiaramente, come diceva il nostro telespettatore, il momento è molto difficile per tutti quanti, ci sono davvero dei settori che stanno soffrendo proprio per questo stop necessario chiaramente per uscire dall'emergenza sanitaria, perché questa credo sia la cosa fondamentale, la cosa più importante, quindi lasciarci questo brutto periodo, questo virus alle spalle, ma poi chiaramente si dovrà
pensare alla ripresa economica, perché davvero ci sono tantissime persone che hanno difficoltà, perché come diceva il nostro telespettatore anche da Corigliano Rossano, giustamente il virus lo stiamo vivendo tutti proprio sulla nostra pelle, le difficoltà purtroppo economiche ci sono anche i buoni spesa che sono stati disposti proprio dal governo per aiutare appunto le persone che in questo periodo difficilissimo, lo ripeto per tutti, non hanno neanche i soldi per fare la spesa. Ci sono molte persone con partite IVA purtroppo a causa proprio di questo stop prolungato non hanno entrate, quindi anche quelle persone che fino a qualche mese fa non rientravano proprio nella categoria dei soggetti svantaggiati, purtroppo si sono trovati a fare i conti con una realtà davvero molto dura. Pensiamo ai piccoli commercianti che hanno dovuto abbassare appunto le saracinesche proprio per rispondere alle misure, aderire alle misure disposte dal governo per contenere appunto la diffusione del coronavirus. Però ci sono queste persone che appunto da circa un mese non hanno entrate, non hanno guadagni e quindi magari hanno anche esaurito quei soldi che avevano messo da parte, quindi si trovano in grande difficoltà. Intanto il nostro Luca Chito sta cercando di ripristinare chiaramente il contatto con l'avvocato Rodigliero. Purtroppo c'è anche un problema di linee in questo momento, ma insomma sicuramente riusciremo a ricollegarci al più presto proprio con l'avvocato Rodigliero, perché so che sono già tantissime le telefonate che sono in coda, proprio perché ci sono dei dubbi e delle perplessità per quanto riguarda appunto questo bonus da 600 euro, le modalità di accesso, ma anche ci sono dei dubbi per quanto riguarda i buoni spesa. Ecco come funziona, e molti ci chiedono se c'è bisogno appunto della dichiarazione ISEE, come si stanno muovendo in questo momento i comuni. Anzi, io ne approfitto, noi invitiamo anche, magari se c'è qualche amministratore in questo momento collegato con noi, può intervenire chiaramente in diretta per raccontarci magari cosa sta avvenendo nel proprio comune, magari quante sono anche le persone che hanno diritto appunto ad avere questi buoni spesa. Davvero la situazione è difficile, davvero drammatica per tutti, ma noi lo diciamo, ne usciremo e chiaramente saremo più forti di prima. Intanto vedo di nuovo il nostro avvocato Rodigliero. Oggi le linee, avvocato, fanno un po' i capricci. Mi sente? È vero, siamo sovraccarico. Sì, certo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, avvocato. Pronto? Sì, pronto, buonasera, chiamo da Cosenza. Senta, io volevo chiedere all'avvocato, perché ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, del modello per chiedere il blocco dei mutui e poi se il lavoratore in cassa integrazione può anche avere il blocco della revoca del fido. E dove trovare questo modello soprattutto e per quanti mesi si può richiedere? Allora, avvocato, tutto chiaro? Sì, però facciamo un po' di chiarezza. Partiamo vi rispondo prima alla seconda domanda. La revoca del fido è soltanto per le aziende, quindi è una misura per le aziende. Quindi il divieto di revoca, sospensione o quant'altro della linea di credito del fido riguarda semplicemente le aziende, non riguarda i privati. Quindi questo sia chiaro, perché altrimenti facciamo confusione. Per quanto riguarda invece la moratoria del mutuo, cioè la sospensione del mutuo fino a 18 mesi, bisogna andarlo a scaricare presso il sito internet Consap SPA,
c'è il modello nuovo per cui c'è anche nella versione editabile, cioè si scrive direttamente sul computer. La procedura è che o ve lo stampate e poi mandate tramite fax, gli istituti bancari ce lo hanno questo modello, ma uno lo può fare anche da casa e mandarlo in email oppure via fax, insomma un qualunque modo per comunicare a Consap SPA. La procedura è questa: vi chiederanno solamente l'anagrafica, vi chiederanno le indicazioni per individuare il mutuo e il motivo per cui lo state chiedendo. Chi è in cassa integrazione è l'esempio classico per poter chiedere la moratoria, ma voglio ricordarvi, come il telespettatore di prima, essere in cassa integrazione è una norma che abilitava la moratoria del mutuo anche prima dell'emergenza sanitaria. Per cui oggi che siamo in emergenza sanitaria, il presupposto esisteva ed esiste. La Consap che cosa fa? Immediatamente la richiesta che voi fate la manda alla banca presso cui avete acceso il mutuo e la banca deve, senza operare alcuna discrezionalità, operare la sospensione, quindi la moratoria, fino a 18 mesi. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera, posso porre la domanda all'avvocato? Da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto, prego, faccia la domanda. Allora, avvocato, io sono un agente di commercio e sono iscritto sia all'INPS come sa che all'Enasarco. Con l'Enasarco percepisco una piccola pensione, si paga ogni 2 mesi, però ogni mese sono intorno ai 500 euro. Io ho diritto ad avere questo bonus di 600 euro? Allora, la domanda è semplice. Abbiamo detto che il presupposto del bonus dei 600 euro non è la redditività. Il bonus di 600 euro è non corrisposto solamente ai dipendenti, perché i dipendenti percepivano quello stipendio prima dell'emergenza sanitaria e lo percepiscono anche adesso. Mentre invece per gli autonomi, compresi gli agenti di commercio, siccome vi è stato il pregiudizio perché si è chiuso, cioè non potendo esercitare, è oggettivo il pregiudizio, i rappresentanti quindi di commercio possono avere il bonus dei 600 euro facendo domanda. Non è richiesto praticamente che si abbiano altri redditi, questo no, semplicemente dalla attività principale, cioè quella di rappresentante di commercio, che si abbia un decremento per quanto riguarda gli incassi. Semplicemente questo. Perfetto, allora avvocato, intanto stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, oltre ad avere tante telefonate, però ricordiamo che ci sono gli altri adempimenti che bisogna fare anche in questo periodo, pensiamo ai pensionati, ci sono dei modelli che bisogna comunque presentare. Ricordiamo tutti i pensionati che il modello RED che prima veniva spedito a casa di tutti i pensionati, adesso non è più spedito, per cui annualmente i pensionati devono comunicare all'INPS o all'ente da cui ricevono la prestazione pensionistica mensile i propri redditi. Perché questo? Innanzitutto perché se vi sono diciamo dei conguagli a favore del pensionato solo con la dichiarazione RED vengono dati, e anche se ci sono dei conguagli diciamo che devono prendere qualcosa dal pensionato, per cui questo è un adempimento obbligatorio che bisogna effettuare, quindi dichiarare il proprio reddito.
Naturalmente voglio ricordare che questo adempimento è stato spostato, altrimenti sarebbe già scaduto, al 18 maggio 2020, per cui ancora c'è tempo, però i pensionati che sono soggetti alla comunicazione del reddito, li invito naturalmente a chiamare, a telefonare al proprio patronato, al proprio CAF di riferimento, perché per effettuare online la dichiarazione dei propri redditi. Voglio ricordare che questo perché dal momento che voi mandate diciamo, questa dichiarazione dei redditi, l'INPS ha un anno di tempo in termini di decadenza per potervi chiedere eventualmente delle somme indietro a titolo di conguaglio. Per cui una volta fatta la comunicazione, ecco, è anche una garanzia per il pensionato, per cui questi sono degli adempimenti che non bisogna, diciamo, non ci si può sottrarre. Parimenti, poi ricordiamo anche che per coloro che sono arrivati avvisi bonari, sono arrivati, diciamo, delle cartelle di pagamento per il pagamento di tributi, tasse e quant'altro, assicuriamo perché in questo periodo naturalmente è tutto quanto bloccato. I termini anche impugnatori sono sospesi, per cui questo diciamo, la diamo per rassicurare tutti i telespettatori, perché anche se è arrivata qualche atto impositivo fiscale, diciamo, in questo periodo che dobbiamo stare a casa, non vi devono affrettare per trovare un professionista per frapporre opposizione. Avvocato, mi devo fermare pochi istanti per la pubblicità, torneremo tra poco perché abbiamo un po' di messaggi che sono arrivati su WhatsApp e ovviamente ci sono le telefonate in diretta. Tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci di nuovo in studio, Avvocato. Allora, diamo spazio anche un po' alle richieste che sono arrivate sul nostro WhatsApp. Ci scrive un percettore di mobilità in deroga che ci chiede a che cosa si può accedere oltre ai buoni del comune, visto che si sostiene anche la spesa per pagare l'affitto dell'abitazione. Intanto ci chiedono anche, visto che i mutui casa sono stati bloccati per gli affitti, c'è qualche fondo a cui si può attingere in questo periodo di emergenza? Allora, per quanto riguarda le persone fisiche, non ci sono ammortizzatori per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione della casa prima abitazione. Speriamo qualche giorno nel decreto finale che dovrà essere emanato, che ci sia anche una forma di tutela, di sostegno per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione, del fitto casa. Attualmente no. Ricordiamo che vi è già con retrodatazione a tutto marzo 2020, quindi dal 9 marzo 2020, per quanto riguarda invece le attività commerciali. Per quanto riguarda le attività commerciali, l'unica diciamo, provvidenza che è stata concessa, che già è operativa, è sul prezzo del canone di locazione il 60% del prezzo del canone di locazione mensile va praticamente si può detrarre dalle tasse, per cui colui che si trova per l'emergenza sanitaria, che ha chiuso, diciamo, l'attività, ma a credito d'imposta, se paga 1.000 euro di canone, 600 deve pagare 1.000 euro, per cui questa è, diciamo, l'ingiustizia, però 600 euro se ne porta in detrazione, nel senso non paga 600 euro di tasse. Anche qui sappiamo che in un periodo dove è tutto fermo, praticamente quello che proprio manca a colui che aveva un'attività commerciale che è chiusa per l'emergenza sanitaria sono proprio i soldi da pagare. Cioè, certo. Quindi non è tanto il credito d'imposta che potrebbe servire, ma è l'esborso che, diciamo, moltissimi commercianti non hanno proprio la possibilità
di pagare, per cui la moria di attività commerciali, se non interverranno con sostanziali finanziamenti, è proprio questo. Lo sgravio fiscale non è un problema, il problema è pagare. Poi lo sgravio fiscale, diciamo, quello, se interviene è buona cosa, però adesso c'è un blocco proprio della circolazione del denaro, per cui quello è quello che va a colpire le piccole, le microimprese, le piccole imprese, ecco, diciamo, quello è il danno grosso. Quindi, Telefonata. tornando alle persone fisiche, non ci sono contributi adesso a sostegno del pagamento del canone di locazione casa di abitazione. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Salve, buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuto, prego. Grazie, volevo chiedere all'avvocato, io sono un pensionato INPS, però ho anche un'attività con regolare partita IVA, attualmente chiusa perché per la situazione. Posso accedere al bonus? Grazie, buonasera. Grazie a lei. Allora, pensionato INPS ma che ha questa attività chiusa a causa della situazione di emergenza sanitaria, si può accedere a questo bonus? Allora, il telespettatore può accedere, come ho detto prima, alle misure incentivanti, gli incentivi, in quanto l'attività di cui è proprietario, esercente, titolare, a causa dell'emergenza sanitaria è una di quelle attività che deve rimanere chiusa. Quindi ha diritto a quegli incentivi, quindi incentivi per le attività commerciali. E un'altra cosa per la partita IVA, lui avrà una partita IVA sull'attività, non personale, per cui non confondiamo, nel senso ci sono tutta una serie di diciamo opportunità, di incentivi, ne abbiamo parlato prima, incentivi che sono sia linee di credito con la banca che non possono essere sospese, sia partecipare, richiedere perché sono garantiti dallo Stato finanziamenti per aiutare, sostenere l'impresa, quindi l'attività commerciale a non chiudere. Quindi diciamo questa è un'altra fattispecie, non riguarda persona diciamo titolare di partita IVA, ma è un'attività commerciale che è chiuso in questo periodo di emergenza sanitaria e lì accede ad altri tipi di finanziamento, come ho detto prima, intermediati dai confidi, intermediati dall'associazione di categoria, oppure si accede anche autonomamente, ma è sempre meglio farsi assistere dai professionisti che lavorano, che stanno lavorando, ecco, in questo periodo di emergenza sanitaria. Avvocato, prima di salutare chi è in linea, risposta secca a queste due domande che ci arrivano su WhatsApp. Allora, la sospensione dei mutui rientrano solo per l'acquisto prima casa oppure sempre per la prima casa come ristrutturazione? Acquisto prima casa fino a 250.000 euro, punto. Ristrutturazione zero? Non c'è. Acquisto prima casa, punto. Anche qui risposta secca, avvocato. Questa signora ci scrive che il marito termina la disoccupazione ad aprile. Ha diritto al reddito di emergenza? Il marito, scusate? Termina la disoccupazione ad aprile. Perfetto, fate terminare la disoccupazione ad aprile e poi accede anche a questo beneficio, perché la disoccupazione praticamente è il reddito. Non confondiamo disoccupazione con nati, che sono due cose differenti. Altra richiesta arrivata su WhatsApp, allora un autista di bus turistico, una richiesta che arriva da Vibo Valentia, è passato da un'azienda ad un'altra, ci scrive: sono stato licenziato il 24 febbraio, sono stato assunto da un'altra azienda il 27 febbraio. Adesso, dice ancora, mi dicono che non posso andare in cassa integrazione. Allora, voi potete andare in cassa integrazione, ma la cassa integrazione non la decide il dipendente, la decide il datore di lavoro.
cioè l'azienda, la ditta per cui, presso la quale voi siete assunto, è la ditta, il datore di lavoro che vi pone, fa la domanda di mettere in cassa integrazione i propri dipendenti, non è il dipendente che chiede di andare in cassa integrazione, eh? Quindi questo è il passaggio. Il dipendente rimane dipendente e quindi, offrendo la prestazione, ha diritto allo stipendio. Quindi la cassa integrazione è il datore di lavoro che pone in cassa integrazione, non è il dipendente che si pone in cassa integrazione. Ci scrive un nostro telespettatore, una nostra telespettatrice che ci dice che lavoro in un call center outbound, il contratto che mi rinnovano ogni mese, il cosiddetto co-co-co. Ha lavorato sino al 25 marzo, dal 1 aprile non hanno rinnovato in quanto è chiuso. Adesso chiede se può, se le spetta questo bonus di 600 euro. Sì, le spetta, faccia la domanda. Perfetto. Vediamo se abbiamo una telefonata adesso oppure andiamo ancora avanti con le richieste WhatsApp. Pronto? Abbiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, mi sente? La sento benissimo. Da dove ci chiama? Buonasera, chiamo da Cosenza. Prego. Intanto complimenti per la trasmissione, grazie all'avvocato che ci sta delucidando di tantissime nostre domande che ci poniamo e che nessuno ci sa dare. Comunque complimenti. Grazie. Grazie a voi. Le volevo chiedere, io ho mio figlio che ha un contratto a termine come assunzione giovane, a 20 anni, quindi il contratto scade il 30 aprile. È stato messo in cassa integrazione dal 1 aprile. Il 30 finisce il contratto e dovrebbe finire la cassa integrazione. Le mie domande sono due, avvocato. Prima, se il datore di lavoro potrebbe prolungare la cassa integrazione o mio figlio poi le spetta la disoccupazione. Solo questa qua, grazie. Tutto chiaro, avvocato? Sì, adesso è in cassa integrazione, quindi la cassa integrazione bisogna vedere per quanto tempo è. Cioè, il reddito a vostro figlio è garantito, nel senso che fino a quando gli dura la cassa integrazione, il reddito è garantito. Ci sono delle dinamiche, da quanto tempo è stato assunto, che contratto aveva, eccetera, eccetera. I benefici tipo questo bonus intervengono laddove stiamo parlando di lavoratori autonomi, di lavoratori di questo bonus di 600 euro. Chi è lavoratore che è in cassa integrazione, quindi nella classica in cassa integrazione naturalmente il reddito lo ha, chi è in disoccupazione il reddito lo ha, quindi non siamo in questo, ma voglio anche specificare, il lavoratore autonomo è incompatibile con cassa integrazione e disoccupazione, quindi c'è una antinomia. Quindi stiamo parlando, questo bonus è per coloro che non avrebbero mai avuto accesso né a cassa integrazione né a la cosiddetta disoccupazione. Quindi questi ammortizzatori sociali gli autonomi non li hanno, per questo motivo si è pensato il governo a dotarli di un bonus, di questa indennità di 600 euro. Avvocato, prima dell'altra telefonata, altra risposta secca a queste domande che ci arrivano su WhatsApp. Allora, voleva chiedere questo nostro telespettatore se i tirocini formativi con rimborso spese possono essere inseriti nel CUD e quindi se fanno reddito ai fini dell'ISEE. No, assolutamente no. Non fanno reddito, quindi. Ancora un'altra richiesta d'aiuto, ci dice questa telespettatrice: mio marito prendeva il reddito di cittadinanza e mio figlio percepiva un assegno di frequenza. Adesso lui ha fatto i 18 anni e hanno sospeso entrambi, quindi sia reddito di cittadinanza sia questo assegno di frequenza. Ci chiede come si può muovere. Bisogna vedere perché hanno sospeso il reddito di cittadinanza, semplicemente perché se vuol dire che se hanno sospeso il reddito di cittadinanza, indipendentemente dal reddito di frequenza del familiare a carico
perché per avere reddito di frequenza sappiamo che deve essere colpito da qualche, evidentemente c'è una necessità, diciamo, di carattere, ecco, invalidante per dare l'indennità di frequenza. E bisogna vedere, avrà superato qualche parametro che gli ha fatto decadere il reddito di cittadinanza. Bisogna più andare a indagare lì, perché altrimenti il reddito, cioè, chi è fuori il reddito di cittadinanza, non ci sono altri ammortizzatori attualmente, quindi non come aiuto, come reddito, come assistenza al reddito, non ce ne sono, ecco. Altra risposta secca, avvocato, poi salutiamo che è in linea. Ci scrive questo telespettatore, una rata da pagare a fine aprile per IVA non versata, concordata con l'Agenzia delle Entrate e con scadenza ogni 3 mesi. Ci chiede, la devo pagare? È prorogato il termine, quindi è prorogato a maggio, mi pare 18 maggio, ma comunque ne daremo, cioè è tutto quanto bloccato, pagamenti, rottamazione, parte fiscale, qualunque rateizzazione normale che si è fatto con l'Agenzia delle Entrate, è tutto prorogato. Quindi prorogato a fine naturalmente emergenza sanitaria, per cui il spettatore non si preoccupasse, perché a parte che durante dai media come si darà notizia quando si incomincerà, diciamo, ad avere una vita normale, anche per quanto riguarda il pagamento delle scadenze fiscali o in questo caso scadenze per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse, per cui non deve avere preoccupazione fino a quando esiste l'emergenza sanitaria e dobbiamo rimanere a casa e tutto quanto bloccato. Salutiamo chi è in linea in questo momento. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Salve, da dove ci chiama? Sto chiamando da Rosarno, provincia di Reggio Calabria. Benvenuto, prego. Grazie. Buonasera, all'avvocato devo fare una Prego, prego, l'ascolta. Benissimo, la ringrazio. Avvocato, buonasera. Okay. Io sono un pensionato, diciamo, APE Social, no? Mi sente? Sì, un pensionato APE Social. Pensionato APE Social. Mi è stata riconosciuta la pensione dal, diciamo, aprile 2019 e il 26 di giugno 2019 mi hanno fatto, diciamo, la determinazione della quantificazione ogni mese e mi sta arrivando la pensione normale, no? Però c'erano 4 mesi di arretrati che non mi sono ancora stati pagati. Come mai? Perché allora, se voi avete la certificazione, questi crediti che voi avete si possono recuperare, perché per mancanza di cassa o per la burocrazia vari uffici amministrativi non comunicano. Se voi avete la certificazione di questi crediti che applicate da parte dell'istituto previdenziale, mi è arrivato pure il T08 che dice che me ne devono mandare. Sì, vi sto dicendo che se è passato tempo e ancora non avete incassato questi soldi, con la certificazione dove c'è praticamente la cifra che voi dovete incassare, è molto semplice andarla a recuperare, nel senso che questa carta che voi avete, questo credito, lo portate a un patronato e il patronato ve li recupera in tempi veramente brevissimi. Ma il fatto che io sono andato, però il patronato non mi ha fatto niente. Non? Io sono andato dal patronato, però non mi hanno mandato niente. Ho fatto ricorso due o tre volte col patronato, dice no, devono fare i conteggi, ora fanno i conteggi, però io non li vedo questi conteggi, non li vedo, non ne vedete, però cambiate patronato, se no vi fate sentire, perché loro fanno questo. Cioè non c'è nessuna difficoltà, nessun problema ad andare a recuperare crediti a carico dell'INPS, per cui molto probabilmente se vi stanno rimandando, questo è più un problema di comunicazione. Se non vi soddisfa questo patronato, ve ne andate a un altro comunque. Per cui per quanto riguarda questo problema è di semplicissima soluzione, per cui fatevi sentire dal patronato praticamente, perché non riveste, diciamo, problematiche
diciamo di diritto, il diritto ce l'avete, il buon diritto, per cui è veramente molto semplice andare a recuperare questi soldi. Però se non vi soddisfa questo patronato, cambiatelo. La via insomma è quella del patronato. Io la saluto perché abbiamo davvero tantissime telefonate e tante richieste che ci arrivano anche sul nostro WhatsApp. Grazie per aver telefonato, avvocato. Altra richiesta per le persone senza lavoro e senza reddito, cosa è previsto? Senza lavoro e senza reddito, sottende questa domanda praticamente a coloro che non hanno nemmeno i requisiti comunque per accedere al reddito di cittadinanza o non lo hanno fatto. E vi è da dire che in questo decreto che stiamo aspettando, anche per queste persone che non hanno lavoro e non hanno reddito, si pensa ad a dotarle di un assegno di emergenza che stiamo aspettando, per cui sarà deliberato in questi giorni. Voglio ricordare che in questo decreto molto probabilmente verrà aumentato anche la somma a titolo di reddito di cittadinanza e anche la somma a titolo di indennità di bonus, che è attualmente di 600 euro, di quello di cui stiamo parlando oggi. Per chi è senza lavoro e senza reddito, naturalmente stiamo aspettando che ci sia qualcosa di organico, dovrebbe uscire con questo decreto, a parte i buoni spesa che comune per comune si stanno dotando per diciamo elargire. Telefonata, pronto? Sì, salve, pronto. Buonasera, chiamo da Cosenza. Benvenuta, prego. Allora, vorrei chiedere all'avvocato, io ho un contratto Cococò, ovviamente ho fatto la domanda per quanto riguarda il bonus 600. Ora io nel mese di marzo ho lavorato 10 giorni, volevo sapere se il bonus 600 euro, cioè nel senso va a compensazione o si prende per intero insomma le 600 euro, a parte i 10 ovviamente, le 10 giornate che darà il datore. Allora, il bonus di 600 euro prescinde dal reddito, viene dato, è una misura emergenziale e quindi viene dato per il semplice motivo di avere perso, diciamo, potere, cioè di avere perso, diciamo, introiti dovuti all'emergenza sanitaria. E quindi prescinde, l'abbiamo detto prima, infatti non vi verrà chiesto né INSEE né dichiarazione dei redditi, nient'altro, per cui non statevi tranquilla da questo punto di vista. Altre domande che ci arrivano? Sì, signora, grazie. Saluto perché abbiamo davvero tantissime richieste, io la saluto e la ringrazio chiaramente per essere stata con noi. Abbiamo altre richieste, ci scrive un dipendente pubblico, insegnante di ruolo e titolare di partita IVA, commercio ditta individuale. Ci chiede, posso accedere al bonus anche io? Assolutamente no. No. Assolutamente no. Perfetto. Vi spiego anche perché se è titolare di partita IVA, perché allora, titolare di partita IVA, essendo dipendente pubblica non può fare l'agente di commercio, per esempio. Bisogna andare a vedere che tipo la partita IVA, a che cosa è indirizzata, ma stiamo parlando di dipendente pubblico che è incompatibile con tutta una serie, diciamo, di arti e professioni. Può accedere se la partita IVA è da attività che è stata chiusa per questo periodo emergenziale, lì ci sono altro tipo di finanziamento. Però non si può dare una risposta perché la domanda è molto molto generica. Certo. Però in linea di principio il dipendente pubblico è incompatibile con la legge dice arti e mestieri, è incompatibile proprio perché dipendente pubblico, che prevede l'esclusività. Salutiamo chi è in linea in questo momento, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Briatico, buonasera. Benvenuta, prego. Ecco, io volevo fare 2 domande all'avvocato. Una, se il reddito di cittadinanza già attuale viene aumentato di qualche cosina, diciamo, per questo periodo di coronavirus, come può essere via di.
E secondo, come mai la perequazione che l'Inps aveva annunciato di dare anche le entrate di gennaio, febbraio e marzo con il 1° di aprile non è stata data, anzi ne ha tolto 4 euro per ogni pensione, sia sull'invalidità che sulle pensioni di vecchiaia contributive. Ecco. Se mi può rispondere a questo, perché il 1° aprile dovevamo prendere l'aumento diciamo del 100% dell'equiparazione, invece non c'è stato, anzi mi sono vista togliere sia il 1° di marzo sia il 1° di aprile 4 euro io, 4 euro mio marito con pensioni lavorative di vecchiaia e sia mio fratello con l'invalidità civile che ha. Ecco, adesso ascolto, vi saluto, grazie di avermi ascoltato e sento per televisione. Grazie signora, grazie. Avvocato, velocemente la risposta alla signora. Sì, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza non subisce influenze dal periodo di emergenza sanitaria, per cui i percettori di reddito di cittadinanza quello lo prendevano a febbraio e lo continueranno a prendere adesso e anche il mese successivo, tranne che ci sia un aumento generalizzato dal nuovo decreto che dovrebbe essere licenziato nei prossimi giorni. Quindi diciamo, allo Stato i percettori di reddito di cittadinanza non accedono a nessun bonus o indennità o ad alcun miglioramento economico ad oggi. Per quanto riguarda invece il pagamento di aumenti o di pensioni di invalidità o di altro tipo per quanto riguarda la telespettatrice, è soltanto la parte burocratico-amministrativa degli uffici INPS. Quindi se non ha ricevuto questi pagamenti è semplicemente perché ci sono questi intralci burocratici. Anche per la signora, se dovesse persistere ancora per qualche giorno questo ritardo, si può, questo periodo che c'è poca mobilità da parte delle persone, rivolgersi ai patronati che lavorano anche in questo periodo, per cui ecco, avviare questa procedura, questo sollecito che si può fare all'istituto. Quindi non c'è un blocco dei pagamenti, c'è un ritardo dovuto a tante cause. Comunque, che non possono certamente ledere i diritti della telespettatrice, perché se ha diritto a un pagamento che deve intervenire a giorni stabiliti, quello deve essere, per cui diciamo non c'è nessun problema di avere il diritto al pagamento, è un ritardo che però non vi verranno corrisposti gli interessi, però è un ritardo mero inceppo burocratico. Avvocato, un'altra richiesta su WhatsApp: mio marito, ci scrive questa telespettatrice, stava avviando un'attività. A dicembre ha aperto la partita IVA e a febbraio non aveva ancora completato le iscrizioni all'INPS e alla Camera di Commercio. Ha diritto, ci chiede, a qualche bonus o sussidio visto che non può lavorare? Al bonus se diciamo questa parte amministrativa era formalizzata, e naturalmente questa parte amministrativa l'ha formalizzata come? Con l'apertura della partita IVA, altrimenti non si poteva iscrivere da nessuna parte, perché quindi se vuole aprire un'attività lavorativa non è che la partita IVA è l'ultima, cioè bisogna dotarsi, sicuramente può fare la richiesta dell'indennità. Avvocato? Allora... Sì, sicuramente può fare la richiesta per l'indennità. Perfetto, allora siamo davvero in chiusura, abbiamo tantissime richieste. Allora ci scrive questo nostro telespettatore: chi lavorava purtroppo in nero ha diritto a percepire qualcosa? Adesso stiamo attendendo, perché ci sarà questo reddito di emergenza, di ultima istanza come si vuole chiamare, che prevederà proprio per coloro che diciamo fra virgolette sono lavoratori a nero, praticamente non assicurati, lavoratori alla giornata, come vogliamo chiamarli. Ci sarà stabilita una misura emergenziale anche per loro, per cui sicuramente, a parte il buono spesa dei comuni, ci sarà anche per loro diciamo un'indennità, ecco, che vada diciamo, a coprire questo periodo di assoluta mancanza di reddito.
Allora, non so se abbiamo altro spazio, perché davvero abbiamo tantissime richieste e tante telefonate ancora in coda. No, dobbiamo chiudere. Allora, grazie Avvocato per i preziosi consigli. Grazie come sempre ai nostri tantissimi telespettatori, ma torneremo la prossima settimana. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo